con noi troviamo il cantautore Alberto Cantone. Buongiorno e ben trovato Alberto. Ben trovata Alessandra, ben ritrovati tutti gli ascoltatori di Veneto 1. Alberto Cantone ci ha portato il nuovo album Breve danzò il Novecento, una raccolta di 13 brani che diremmo affondano, hanno le... Beh, non li fare affondare appena usciti. No, infatti, hanno le sue radici, guarda, mi sono corretta subito perché non sia mai che hanno le sue radici nelle radici storia. affondano mi piace molto, che affondano le radici è proprio accademico, una cosa seria, che affondano le loro radici nella storia recente del Novecento, il secolo breve, bellissimo Alessandra. Raccontaci l'origine di questo progetto, 13 brani, dicevamo, oltre al secolo breve appunto c'è un filo conduttore che li unisce. Sì, c'è un filo conduttore di tipo storico ma anche un po' di tipo poetico. E il filo conduttore storico, come hai detto giustamente tu, è quello di essere una narrazione del Novecento, del secolo in cui, ahimè, io sono nato e sono cresciuto, e anzi mi sono fatto crescere di più la barba per dimostrare che sono proprio un uomo del Novecento, con la barba ormai imbiancata, e una narrazione del secolo, grosso modo secondo quell'indicazione storica dell'identificazione del Novecento come un secolo breve di Eric Hobsbawm, che parte grosso modo con la Prima Guerra Mondiale e finisce con la caduta del muro di Berlino e del mondo che abbiamo conosciuto diviso nei due blocchi. Il disco si articola tra queste due date, grosso modo, con alcuni diversivi, con alcune scorciatoie e alcune prospettive sul futuro. E dall'altra parte il Novecento è raccontato attraverso, com'è un po' nella tradizione anche degli album precedenti, attraverso l'ottica di racconti, personaggi e storie un tantino a margine rispetto al centro, al fuoco della narrazione storica principale. E qui riprende forse anche il filone del viandante, o forse anche proprio il filone della tua poetica, diciamo, appunto le figure al margine. Sì. Ci vuoi presentare qualcuno dei protagonisti di cui racconti nelle tue canzoni? Sì, riprende un po' la mia poetica da Angeli e Ribelli. Gli angeli erano uomini non del tutto realizzati o che a un certo punto, per non precipitare contro vento, diventavano anche dei guerrieri. C'era un sogno per cappello, era un disco dedicato al sogno e alla follia, e il viandante è un disco dedicato alla marginalità, soprattutto accomunata dal senso di nomadismo dell'anima. Allo stesso modo questo è un disco appunto sulla marginalità della storia, sui racconti marginali. Ne prendo uno: Peter Norman. Sappiamo chi è Peter Norman? Ma l'ascolteremo dopo però questa L'ascolteremo canzone, dopo. Quindi la introdurrei successivamente. E adesso cosa ascolteremo? Così Adesso, ti parlo di lui o di lei. Dal vivo, così ti preparo già. Adesso ascoltiamo il regista, il Mediano. Creiamo un po' di suspense per la storia di Peter Norman E vuoi sapere un po' chi sono il regista e il mediano? Esatto. Anche questo è un punto di vista un tantino marginale della storia, anche se si parla di un intellettuale e di un uomo che ha segnato il Novecento e la mia formazione culturale e civile in particolar modo, che è Pierpaolo Pasolini. Siamo in un punto del disco che coincide con la fine degli anni 70, dal momento che c'è una scaletta anche leggermente cronologica dall'inizio alla fine del secolo. E il regista del Mediano parla di Pierpaolo Pasolini e in particolar modo dell'ultimo giorno di Pierpaolo Pasolini, 2 novembre 1975, il giorno che prelude alla sua morte, alla sua uccisione, che rappresenta ancora oggi uno dei grandi misteri politici, civili e anche giudiziari del nostro paese. Pochi però ricordano, in quanto tutto sommato non così essenziale alla sua poetica e alla sua figura di intellettuale, il racconto marginale di un Pierpaolo Pasolini calciatore. Pasolini amava tantissimo il calcio, amava mettere delle scarpe, delle volte perfino dei mocassini, solo una maglietta da calcio o nemmeno quella, con la giacca, la cravatta e i suoi occhiali, andare in un campo di periferia e giocare a pallone con i ragazzi di borgata, con i ragazzi del quartiere, delle sue amate periferie. Pierpaolo Pasolini, tra le sue provocazioni intellettuali,
spesso si ricorda quella sul 68 su Valle Giulia, ma raramente si ricorda tra le sue provocazioni intellettuali di aver detto un giorno: il calcio è l'ultima sacra rappresentazione del nostro tempo. Non ce l'aspettiamo da un intellettuale civile e socialmente, politicamente così impegnato e così profetico. Ma Pasolini amava il calcio, lo amava tantissimo, lo amava come gioco, lo amava come rito. Il regista ed il mediano però sono due figure. Il regista è Pierpaolo Pasolini, ruolo nella vita, nel cinema, ma anche un ruolo nel calcio. Il numero 8, il numero 10 del calcio di un tempo, insomma, chi dirige la squadra. Ma il mediano chi è? E qui entriamo in una storia ancora più marginale. 18 gennaio 1977, circa un anno e 3 mesi dopo la morte di Pasolini, muore sempre a Roma un calciatore molto noto in quel tempo, un calciatore della Lazio, si chiamava Luciano Rececconi, giocatore della Lazio dello scudetto del 1974, la famosa Lazio di Chinaglia e Tommaso Maestrelli in panchina, e anche con qualche partita, qualche convocazione nella nazionale. Destinato a giocare i mondiali, i successivi mondiali molto probabilmente. Muore per un colpo di pistola sparato da un gioielliere, di una gioielleria che si chiama Gioielleria da Cecco, di un certo Bruno Tabocchini, il quale gli spara pensandolo un rapinatore. Io ero un ragazzino, un bambino di 10 anni, poco più, e ricordo di essere tornato a casa e, come si usava al tempo, si mangiava con il telegiornale acceso e c'era la voce di qualche cronista del TG del tempo che, con voce seria e impostata, deve avere detto una cosa di questo tipo: questa mattina a Roma, nell'ambito di uno scherzo finito male, è stato ucciso il noto calciatore Luciano Rececconi della Lazio, il quale sarebbe entrato in una gioielleria al grido di "fermi tutti, questa è una rapina". Il gioielliere, impaurito, ha estratto una pistola e ha freddato il noto calciatore, che è giunto cadavere all'ospedale Gemelli, no? Okay. Cosa succede? Che 40 anni dopo quell'episodio, che è un episodio di per sé tragico, emerge anche un'altra verità giudiziaria, un po' come Pasolini, in cui la verità giudiziaria è ancora magmatica e oscura. Fu ucciso semplicemente dal Pelosi, quel ragazzo che lui invitò a cena, che poi lo uccise per rubargli la macchina e l'orologio, o ci fu uno dei tanti misteri inquietanti dell'Italia di quel tempo, con coinvolgimento di servizi segreti, di forze oscure? Cioè, anche su Luciano Rececconi, sebbene in misura minore e meno importante nel complesso della storia politica di quegli anni, emerge un'altra verità giudiziaria. Come la storia ufficiale è questa, faccio in tempo a raccontarla brevemente, Alessandra. La storia ufficiale è questa: Luciano Rececconi e un altro calciatore della Lazio sono a Roma in una giornata di riposo, incontrano un amico rappresentante di gioielli che dice loro: devo andare da un gioielliere a consegnare questa valigetta, poi andiamo a berci un Frascati. I tre arrivano e qui il gioielliere suona alla porta cioè il rappresentante suona alla porta del gioielliere, il gioielliere apre il tirantino, come c'era al tempo il bottoncino zac zac, no? Il rappresentante entra e questi due buontemponi di giocatori avrebbero detto: fermi tutti, questa è una rapina, e si beccano un colpo di pistola. Secondo invece quello che emerge dalle indagini successive, il compagno di Rececconi ha sempre detto: ma noi non abbiamo detto niente, questo ha sparato e basta. Allora la verità a questo punto, quasi assodata, è questa: che le cose andarono grosso modo come nel racconto ufficiale, semplicemente però questi due ragazzi, che facevano parte di una squadra di teste calde, la Lazio del tempo era delle belle teste calde, festeggiarono lo scudetto sparando in giro per Trastevere in aria, e Luciano Rececconi era l'unico che non avesse una pistola con sé, gli altri giravano con la pistola. Sono entrati effettivamente dietro l'amico rappresentante, approfittando dell'apertura della porta. Prima è entrato uno, il gioielliere, spaventato dal fatto che potessero essere dei rapinatori, cioè solo sul sospetto, immaginando, supponendo che potessero essere dei rapinatori, dal momento che aveva già subito delle rapine, estrasse la pistola e la puntò sul primo. Il primo alzò le mani. Che succede, no? Alzò le mani. Un secondo dopo entrò Rececconi con le mani in tasca. Il gioielliere spostò semplicemente la pistola verso di lui e, dal momento che era una pistola sensibilissima, il solo movimento laterale dell'arma fece partire un colpo che uccise Rececconi.
Perché Cantone nel 2018 va a raccontare una storia del 75, una storia del 77, in particolare questa di Luciano Rececconi? Mi sembra evidente l'attualità di questa storia. L'attualità anche politica, di cronaca, sociale di questa storia. In un tempo, in un'epoca, in un periodo storico in cui tutti noi, insomma, esclusi noi due, ma molti altri, vanno dicendo al bar: io mi tengo una pistola carica, se uno si affaccia a casa mia gli tiro, se uno si affaccia al mio giardino gli sparo, voglio il perto d'armi, voglio l'arma, tutti Trump, no? Tutti Trump anche qui nei bar del Veneto. Noi le armi non le sappiamo usare, lo dicono anche i poliziotti di mestiere. Ho degli amici poliziotti, ho degli amici in tutti e due gli schieramenti, ho degli amici poliziotti che dicono: noi siamo dei fenomeni al poligono di tiro, ma quando dobbiamo mettere sotto mira, prendere di mira una persona che magari fugge, ci trema la mano. Un'arma non è un giocattolo, figuriamoci un cittadino qualunque con una pistola carica nel cassetto. Questa è la fine di Luciano Rececconi, della fine invece di Pierpaolo Pasolini ancora sappiamo poco. La canzone parla di loro due come fosse la vita una partita di calcio. Il regista e il mediano Alberto Cantone. La mattina pioveva un poco a Roma, fin da mattina presto. Faceva un freddo strano come non fa a Roma, però l'inverno è questo. Pioveva sulla sedia del regista, sulla panca dell'allenatore. Nessuno dei due sapeva di essere davanti al suo calcio di rigore. Come non sa del resto, o non lo può capire. Ciascuno quando viene il terzo fischio, che è l'ora di finire. Poi arriveranno gli anni e la moviola a dirci cosa è stato. Se uno stupido autogol o un assassino a togliervi dal campionato. Uccisi entrambi da quegli anni, bugiardi e un po' assassini, di ragazzi di vita e di bordello, degni di Pasolini. Eccoci all'ultimo passaggio, l'ultima inquadratura, sorpresi in mezzo al campo da un'azione, sbagliando marcatura. E il calcio non è vita, il calcio è una passione. Potremmo dire al nostro tempo, la nostra religione. A calcio non si vince, non si perde, né bomber né terzini. Si scende in campo, lo sai, per rimanere bambini. La vita è un'altra cosa quella, la vita porta via. C'è un viale, un centro e dopo un nulla, che è la periferia. E il nulla è andarsene da soli, fuori dalla memoria. Senza un regista un po' mediano, che narri un'altra storia. Però la prossima partita saranno entrambi assenti. La rosa titolare mancherà di ben 2 elementi e non c'è da prenderli al mercato di gennaio di riparazione. Giocherà senza il regista ed il mediano la tua generazione.
famoso. Il regista e il mediano, dal vivo Alberto Cantone, questo è uno dei brani contenuti nell'ultimo album fresco, diciamo, di stampa breve, Danzò il Novecento, ma ti chiederei quasi il rapporto che hai con lo sport, perché questa non è la prima canzone che dedichi, Certo. in particolare al calcio. Ricordo una puntata di Garage Music, anche se questa marginalmente, chiaramente dedicata al calcio, abbiamo detto. E poi Peter Norman avremo dopo, ma questa è una domanda, diciamo, un po'... Guarda, io penso che il calcio per riprendere la percezione di Pasolini, secondo te è ancora lo sport, la religione, insomma, come dice? Sì, questa è una citazione della religione del mio tempo di Pasolini, trasformata del nostro tempo, la nostra religione, riprendendo quella sua frase. No, penso che oggi il calcio sia la religione dell'industria e del mercato e del denaro. Certamente il calcio è ancora uno sport molto divertente nei campetti di periferia, quando si gioca per il vero spirito e il vero motivo per cui si deve giocare, quello di divertirsi, imparare a giocare in squadra, ad essere il giusto individualisti e il giusto altruisti. Poi è vero, hai ragione che io ho scritto molte canzoni sul calcio, soprattutto perché è una fonte di storie. Quindi la canzone su George Best, di cui parlavamo nella puntata di qualche anno fa, visto naturalmente come personaggio, al di là della sua essenza calcistica, di cui so poco, so che ha vinto una Coppa dei Campioni, che era un calciatore irlandese, che è stato Pallone d'Oro, ma quello che mi affascinava era quel momento in cui lui non riesce a realizzare quel piccolo sogno fugace e folle di fare un gol con il naso durante una partita importante, e da quel momento comincia a pensare di non essere più the best, di non essere più quello che può giocare a calcio con le stelle e irriderle. Il calcio e lo sport in generale sono una fonte di storie conosciute dalle persone, e attraverso queste storie conosciute dalle persone, magari di più di quanto non possa essere la vicenda di un sociologo, di un antropologo o di una astrofisica, purtroppo, queste storie molto conosciute dalle persone possono essere una chiave di narrazione, di racconto di alcuni significati, di alcuni valori che mi viene più facile raccontare attraverso la cultura popolare, cioè di chi, e siamo tanti, la mattina si alza e legge la Gazzetta piuttosto che il Sole 24 Ore. Cultura popolare, non di massa. Certamente. E Alberto Cantone, quindi, che rapporto ha invece con il tempo? Io ho avuto un bellissimo rapporto con il tempo, ci siamo amati molto. E poi da un po' di tempo lui mi ha lasciato e si è messo a correre più veloce di me. Il tempo per me, soprattutto, al di là della battuta, è il tempo. No, ma penso che no, è la verità. Infatti in questo disco io guardo indietro un po' sorridendo, cioè guardo avanti un po' preoccupato e guardo indietro sorridendo. Questo è lo spirito della copertina. Il tempo, quando si ha 51 anni, è soprattutto qualcosa che comincia a essere dietro di noi. E per me il tempo è soprattutto la storia. Io amo molto la storia e amo molto la memoria. Secondo me la storia e la memoria sono l'anima, ciò che tiene vivo rispettivamente una società e una persona. E da questo punto di vista, che è poi quello che scrivevo nella canzone su Hemingway, La notte di Hemingway, questo scrittore che vive intensamente la vita per avere memoria, per farne narrazione, che a un certo punto muore proprio del terrore di perdere la memoria. Noi quando perdiamo la memoria siamo morti come individui e come società. E io ho una vera fissazione per la storia. Alberto, il brano successivo, Capitano, anche questo ce lo suonerai dal vivo nei nostri studi, è dedicato a una persona in particolare? Sì, certamente. È dedicato a una persona in particolare, ma può essere dedicato anche a una persona della vita di un altro, non so, faccio per dire tua. Della vita di tutti noi. Abbiamo avuto nella vita un capitano ancestrale che guidava la nostra vita, guidava i nostri passi da prima che noi nascessimo. Non ce lo siamo scelti, il destino l'ha tirato a sorte per noi, ce lo siamo trovati. A volte con questo capitano abbiamo avuto un rapporto meraviglioso, ci ha tenuto per mano, ci ha accompagnato nei primi passi e ci ha sempre guidato, detto le cose giuste.
Qualche volta con questo capitano abbiamo dovuto lottare tutta la vita per fargli capire che non eravamo più bambini e che la nostra strada la decidevamo noi. Qualche volta con questo capitano abbiamo dovuto lottare per un braccio di ferro lungo tutta la vita per affermare le nostre identità diverse, per affermare che io sono io, tu sei tu e non siamo lui. E qualche volta abbiamo dovuto anche disertare apertamente per costruirci come persona, disertare dagli ordini di quel capitano, e uscire dal suo esercito per creare la nostra individualità. Il mio capitano in particolare è un capitano con cui ho lottato tutta la vita, ancora fino a un paio di anni fa. Io avevo 50 anni, lui più di 80, e mi presentava con orgoglio ai suoi amici quando lo andavo a trovare in Sicilia dicendo: Alberto è un ragazzino bravissimo, è bravo in matematica, la sua maestra lo ama tantissimo, no? Io avevo 50 anni, oppure mi diceva: ma Alberto, ma perché perché fai le canzoni, invece non vai in banca, fai un concorso in banca, oppure se proprio devi fare le canzoni fai il liscio, che così prendi tanti soldi alle sagre, no? Ecco, questo era il rapporto con il mio capitano. Poi in particolare questa parola, capitano, attribuita a lui, nasce non da me, nasce casualmente da un episodio. Purtroppo mio padre, perché di questo si tratta, è mancato proprio mentre registravo questo disco, ed è mancato a 1600 km di distanza. Sono stato svegliato una mattina, sabato mattina, da un amico che andava a trovarlo ogni tanto dicendo, siccome era in Sicilia: Alberto, vieni subito, vedi che papà è morto, no? Cioè, adesso arrivo, e purtroppo mio padre è mancato proprio mentre registravo questo disco, e negli ultimi anni io avrei dovuto occuparmi di lui, ma era ancora lui che voleva occuparsi di me, ancora spiegarmi la vita. Ho dovuto rinunciare, no? A un certo punto quasi prendere atto che non potevo farci niente, perché comunque la sua testa era una testa dura, non voleva l'assistenza, poteva permettersela. Andava a fare una causa, comprava un pezzo di casa da qualche parte del mondo, ma non si voleva prendere una signora che gli stirasse i pantaloni. Una notte io l'ho sentito al telefono, da come l'ho sentito, ripeto, stavamo a 1600 km di distanza, e se ne andò lui quando io avevo 11 anni. Storie di vita, separazioni dei genitori. Stavo a 1600 km di distanza, una volta lo sentii che non stava bene per niente al telefono e mi sono davvero preoccupato. Ho telefonato a un lontano parente in Sicilia che sapevo aveva una signora, una badante che si occupava di lui, e ho chiesto a questa badante se poteva fare una corsa lì e vedere cosa succedeva, perché stava vistosamente male, aveva bisogno probabilmente anche di essere pulito, aveva bisogno... E a questa badante, a questa signora che corse nel cuore della notte a Catania da vedere mio padre, lui non aprì la porta, le urlò, non la fece entrare come fosse una malvivente. Io poi mandai comunque dei soldi a questa signora per il disturbo, e mi disse mi disse in un accento straniero: non ci ho potuto fare niente perché guarda, suo padre è veramente un capitano troppo duro. Allora, ecco, quella sera ho trovato la chiave di lettura del mio rapporto con questo mio capitano ancestrale, e ho preso la chitarra, se non quella sera, il giorno dopo, ed è venuta fuori una canzone che avrei voluto scrivere da molto tempo. E ho trovato la chiave metaforica per scriverla, che è questa qui. E purtroppo oggi questa canzone parla di un uomo che non c'è più. Io l'ho scritta quando lui c'era ancora, ed è stata forse la canzone con cui ho elaborato il lutto, non della perdita fisica di lui, ma della perdita del mio ruolo di figlio, di non riuscire a poter fare nulla per lui, perché la sua vita era testardamente legata a un altro tempo, a un altro secolo, al Novecento, a quando era lui a comandare un esercito immaginario. Alberto Cantone, capitano. Capitano di lungo corso, capitano per me da sempre, da quando ancora non ero al mondo, da quando il mondo non era niente. Capitano, questa vita è già un difficile mestiere, e tu mi insegni riesce meglio a chi non è bandiere.
capitano di brigata, capitano di reggimento, troppo vecchio, troppo usato anche per il Novecento. Capitano, è il nostro secolo e il tuo viaggio è quasi in porto, il mio da un po' del mare aperto e non te ne sei quasi accorto. Capitano di bastimento, capitano di fregata, la tua vita dalla mia vita si è presto separata, ma rimani il capitano e lo rimarrai per sempre. Non c'è niente più da fare, non c'è da fare niente. Capitano di lungo corso, capitano di fregata, capitano le tue medaglie di merda e cioccolata, capitano che fai il duro e che sei duro con la gente. Forse un po' ti rassomiglio e non ci posso far più niente. Capitano, capitano che hai sognato di fucile di battaglie per meritarti gradi, lucidarti le medaglie, che ha inventato di aver dato la mano ai generali per poter giocare a carte nel circolo ufficiali. Capitano che i tedeschi hai combattuto alla frontiera, sarà stato su in montagna o forse al mare quella sera. Capitano che i tedeschi è giù una vita a raccontare, più che altro una straniera, troppo bella, troppo bionda per ballare. Capitano con le stelle e senza stelle mai negli occhi, capitano che credi in Dio come credere ai tarocchi, capitano che hai avuto in sorte un esercito sbandato che non ti segue, non ti ascolta e che ha sempre disertato. Capitano, la nostra rotta, il nostro viaggio è quasi in porto, tu mi hai perso in mezzo al mare e non te ne sei accorto. Capitano, mi perdoni, magari un po' ti rassomiglio, ma se non sai essere un padre, io non ho saputo mai essere tuo figlio. Capitano di Alberto Cantone, stiamo parlando dell'album Breve danzò il Novecento. Non abbiamo detto le date, so che cosa saranno mai le date, tutti ti conoscono ormai, tutti ti seguono No, anche su soprattutto Facebook, tutti conoscono le date, cioè conoscono le date. oggi che giorno è? Esatto, di sempre riferimento al tempo, le al date, rapporto. tutti conoscono le date, a parte negli anni bisestili si fa un po' di confusione, Esatto. però in genere le sappiamo tutte 365. Vabbè, il 7 aprile, quindi siamo fra 2 giorni, no? Il 6 aprile mi pare, No, venerdì, no, sabato. no, non mi fai confusione. Sabato 7 aprile. Ecco, allora, Già non mi ricordo io che devo fare la mattina, no? mamma mia. 7 aprile tra l'altro è una data importante del Novecento. È la data del Per Treviso. bombardamento di Treviso, 7 aprile 1943, e quindi una data cruciale per la nostra città nel Novecento. Il 7 aprile faremo pomposamente la presentazione del disco al Teatro del Pane, qua a 2 passi da Treviso. Io dico pomposamente in modo ironico, nel senso che è semplicemente la prima data, la prima occasione di incontrare le persone dopo l'uscita del disco. Non è il tour di presentazione del disco, è una cosa a cui tengo molto, perché tu, Alessandra, no, possiamo dirlo, hai un bimbo, no? Hai una bimba, no? E non è che quando fai un bimbo o una bimba nuova poi fai un anno di tour di presentazione del figlio, no? Continua la tua vita, non lo sto dicendo a te, dico all'immaginario delle persone, continuiamo la nostra vita, abbiamo un figlio in più.
si andrà al mare, in montagna a fare una passeggiata, poi lo si porta a scuola, cioè. E invece nel mondo della musica siamo un po' abituati all'idea, uno fa il disco e poi fa un anno di tour di presentazione del Guarda disco. che succede anche nel mondo della maternità, devo Sì, contraddirti. c'è il tour delle nonne, delle zie, indubbiamente, ma da questo punto di vista, no, è vero, no? Quando fai il disco vai in giro a far vedere le foto delle vacanze del disco o del primo giorno di scuola alle nonne, alle zie, agli amici, ai fratelli, ai cugini. Di questo si tratta. Sì, 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 però è vero che nel mondo della musica il prodotto deve essere, oggigiorno insomma, si presenta il prodotto. Sì, ma questo vale per l'industria discografica, quindi se tu fai parte dell'industria discografica poi devi presentare un prodotto perché c'è del marketing dietro, ci stanno dei soldi, no? Ma se noi facciamo invece le cose in un altro ambito, e io ho sempre anche litigato e lottato con l'industria discografica, amo dire che il mio viaggio continua e c'ho un figlio in più, un disco in più che cammina con me, no? E camminerà il 7 aprile sabato al Teatro del Pane, poi il 25 aprile saremo con i Partigiani dell'Ampi, come sempre, come tutti gli anni, come tutti i 25 aprile, al Parco Fender di Vittorio Veneto. Poi il 26 maggio sarò con Alessio Lega, che io considero, oltre che un amico, anche il cantautore più interessante della nostra generazione, il cantautore più importante a livello italiano della nostra generazione. E poi il 24 agosto chiuderemo la parte alta dell'estate di Porto Santa Margherita, che è un paese dove io sono così quasi cresciuto e nato, e tutti gli anni c'è questa bella tradizione con degli amici che hanno piacere di avere una serata in quel bel palco che hanno costruito quasi apposta nella Darsena di Porto Santa Margherita per fare un bel concerto con anche degli ospiti, altri amici, vedremo, c'è un po' di tempo. Poi da qui al 24 agosto se ne inseriranno altri 25 di appuntamenti, ma non li so perché per fortuna non ho un tour manager che mi prende le date. Alberto, ci salutiamo con una canzone che è un inno al coraggio. L'abbiamo preannunciata proprio in apertura, si chiama Peter Norman. Chi è questo personaggio? Ma credo sia il centro narrativo di questo disco, è proprio la figura del Novecento marginale, raccontata da un marginale per definizione, proprio dal punto di vista iconografico. Peter Norman. Siamo a Città del Messico, Olimpiadi 1968, avviene una cosa straordinaria, un'icona del Novecento, un'immagine del Novecento. Molti di noi hanno avuto quel poster in camera, il poster di due atleti neri sul podio della finale dei 200 metri piani, con i piedi scalzi e il pugno levato, guantato di nero, a rappresentare la rivendicazione delle lotte per i diritti civili e politici della popolazione nero-afroamericana. Un'immagine straordinaria. Quei due ragazzi di colore, si chiamavano Tommy Smith e John Carlos, hanno fatto la gara della loro vita, sono andati lì apposta per vincere quella gara, arriveranno primo e terzo, e finalmente salire su quel podio e mostrare davanti a tutto il mondo visione, un'immagine rappresentativa, simbolica, eterna, di quella lotta che, ricordiamo nel 68, qual è il contesto, la lunga marcia di Martin Luther King, le Black Panthers, Malcolm X, arrivano a fare questa gara straordinaria dal punto di vista sportivo e questa dimostrazione di libertà, di affermazione, di dignità sul podio. Vedi che ho parlato già diversi minuti e non ho parlato di Peter Norman, perché Peter Norman è quell'omino che sta al margine della foto. Lui non alza il pugno, non guarda particolarmente in modo fiero, ma sembra quasi così un po' emozionato e forse turbato. Sta lì al lato del podio, lui arriva secondo. Fa la gara davvero della vita perché fa il record australiano di sempre, ancora imbattuto, e arriva secondo in una finale olimpica, medaglia d'argento alle Olimpiadi del 1968. Dalle foto, dalla memoria, noi quasi lo escludiamo. La prima reazione, anche la mia reazione quando la guardavo da bambino, era quasi di una figura di un estraneo, qualcuno che rovinava la bellezza di quell'immagine, questo bianco con i capelli rossi e le lentiggini che guarda un po' straniato. Sembra quasi rovinare quell'impresa, quel momento. Ma Peter Norman è un ragazzo sensibile, è un ragazzo australiano.
Poco prima di cominciare la cerimonia di premiazione vede i due compagni di cui ha grande stima e rispetto perché sono più forti di lui, soprattutto Tommy Smith, che è il figlio del vento, del tempo, di cui ha grande stima e grande rispetto, che stanno mettendo questi guanti, questo guanto nero, stanno mettendo questo adesivo, e li guarda e chiede che cosa succede. E loro domandano a Peter Norman: tu credi nei diritti civili? E lui dice sì. Anche nella mia Australia, anche nel mio paese ci sono delle discriminazioni verso gli aborigeni, le adozioni coatte. Date anche a me un adesivo. E si mette sul petto, come loro, un adesivo bianco degli atleti contro il razzismo. Anzi, addirittura li consiglia anche su una parte scenografica della premiazione, perché uno dei due, tra Tommy e Carlos, uno dei due si accorge di aver lasciato a casa i guanti. E allora lui dice: mettetene uno a testa. È un'idea di Peter Norman. Ecco perché nella foto uno appare con il braccio destro e l'altro con il braccio sinistro alzato, perché aveva un solo paio di guanti. Peter Norman, per questo solo momento di partecipazione indiretta a questa manifestazione di lotta e di affermazione del popolo nero, ritorna in Australia con la sua medaglia d'argento, con il suo record personale e record australiano, e viene accolto con una festa? No. Viene accolto con l'ostracismo e l'emarginazione. Non correrà mai più una gara ufficiale, farà le qualificazioni e farà un tempo ancora ottimo nel 72, ma la federazione australiana non lo manderà mai più a correre in rappresentanza della federazione. Soltanto nel 2006, il Parlamento australiano farà un atto di scusa, di riabilitazione nei confronti di Peter Norman, che vivrà tutta una vita da emarginato nel suo paese. Peter Norman muore nel 2012 e i due amici di allora portano la sua bara, cioè Tommy Smith e John Carlos. Lui compie un atto d'amore oltre che di coraggio, un atto d'amore che rappresenta per lui il momento più importante e anche più doloroso della sua vita. A chi gli chiede se quell'adesione alla manifestazione dei due afroamericani avesse in qualche modo oscurato la sua prestazione agonistica, lui dice no, io ne vado fiero. Quell'immagine lì non è di un uomo che disturba la scena, un po' supponente e distante dalla affermazione di quei due ragazzi. È l'immagine di un uomo fiero, che sa che in quel momento sta facendo anche lui un pezzettino di storia dalla parte giusta. E siccome era anche un credente, un cristiano, lui aderisce per il senso di umanità, di amore, quella serata nella sua memoria sarà per sempre la serata della sua medaglia e della sua croce. Questa canzone, Alberto, la ascoltiamo dal vivo o da CD? L'ascoltiamo assolutamente da CD, poi tra l'altro c'è una... Peter Norman sta correndo per una finale, sta per la finale per Del premio rappresentare... Amnesty? Sì, Voci per la Libertà, per poter rappresentare una canzone per i diritti umani per Amnesty International. Io, che non amo i premi, spero che non arrivi prima, spero che arrivi seconda, come Peter Norman. Ringrazio Alberto Cantone per essere stato con noi, per averci presentato l'album Breve danzò il Novecento. Grazie Alberto. La presentazione dell'album sarà sabato 7 aprile al Teatro del Pane a Villorba e ci salutiamo con Peter Norman. Ciao Alessandra. Ciao. Io lo sapevo che non era il vento che mi sfidava quella sera, quando Tommy, che era il più forte, mi sfilò accanto come una corriera. Io lo sapevo che non era il vento